3 milioni sulla spiaggia di Copacabana in Brasile, 3.000 sulla spiaggia di Sottomarina a Chioggia. Un collegamento diretto, un ponte ideale in occasione della giornata della gioventù. Di carattere mondiale quella a Rio de Janeiro, di carattere interdiocesano quella in Terra Veneta. Due mondi diversi e lontani, ma stessa fede, stessi temi, stessi valori e soprattutto lo stesso entusiasmo. Fino dalla giornata di sabato, con centinaia di giovani accorsi da tutto il nord-est sul litorale più a sud del Veneto. La catechesi, la preghiera, la confessione e poi la notte di balli e festa. Ieri mattina il risveglio in una sottomarina di poco rovente, schiacciata dall'afa, ma neppure la giornata più calda dell'estate ha stoppato l'entusiasmo dei Papa Boys, divenuto incontenibile al momento dell'arrivo di Monsignor Francesco Moraglia, che ha poi celebrato la messa. Non vivere la fede come un limite, non avere paura di scelte definitive, ha detto il Patriarca di Venezia, che di fatto con il suo intervento ha concluso il weekend dal titolo a dir poco significativo: Io, tu e Rio. Una signora ha detto: non bastano più le chiese di Chioggia, bisogna costruirne ancora perché siete tanti. Tanta amicizia, tanto amore per un mondo nuovo. Sono momenti in cui penso si vede non che il Signore sia più presente di altri momenti o di altri posti, però che il nostro cuore forse sia un po' più disponibile, questo sì. E quindi direi che torniamo a casa tutti abitati da una presenza nuova. Ecco, il Signore che abbiamo incontrato, che abbiamo celebrato, che abbiamo comunicato, ecco, ora è con noi.